Bollettino nero quello per la provincia di Agrigento, 2 morti ed altri 3 contagiati. Un pensionato di Ribera di 70 anni, risultato essere tra i positivi al Covid-19, è deceduto nella notte all'ospedale Umberto I di Enna, dove era stato trasportato d'urgenza in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni. Il pensionato era risultato negativo a un primo tampone effettuato all'ospedale di Sciacca. Dimesso e posto in quarantena fiduciaria a casa, l'uomo accusato dei problemi respiratori ed è stato riportato in ospedale, questa volta a Ribera, dove gli è stato fatto un secondo tampone che aveva dato poi esito positivo. Da Ribera era stato trasferito nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Enna, dove durante la notte è deceduto. Ed un 57enne di Licata, posto in stato di quarantena poiché aveva avuto contatti diretti con un compaesano 52enne risultato positivo al Covid-19, è stato trovato privo di vita all'interno della sua abitazione. A chiamare ieri la Polizia di Stato, gli agenti del commissariato di Licata, sarebbe stato un familiare. L'uomo, deceduto a Licata, pare che avesse fatto un viaggio di rientro a Licata in compagnia del compaesano 52enne che poi venne soccorso, oltre che da un'ambulanza del 118 anche dai vigili del fuoco. Stava male, molto male, ed è stato portato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove è stato ricoverato in rianimazione. Poche ore dopo il suo ricovero è arrivata la certezza, con l'esito positivo di un tampone, che era affetto da coronavirus. Per quanto riguarda i casi di contagio in provincia di Agrigento, è risultato essere positivo un altro agrigentino, un medico dell'ospedale San Giovanni di Dio del reparto di cardiologia di 50 anni, che è asintomatico e adesso si trova in quarantena domiciliare. Si registra un secondo caso a Palma di Montechiaro e il primo caso a Canicattì. Sembra trattarsi di una donna. Il primo cittadino in un video ci dice che la paziente sta bene ed è in autoisolamento. Appena avuto la comunicazione da parte dell'ASP che a Canicattì abbiamo il primo caso di contagio da coronavirus. Mi sono messo immediatamente in contatto con l'ASP, con l'ufficiale sanitario, con le forze dell'ordine, ai quali ho comunicato questa circostanza. Ho avuto anche una chiacchierata telefonica con il soggetto in questione, che mi ha rassicurato sul suo stato di salute, sta bene, ha soltanto qualche piccolo sintomo, non ha avuto contatti sociali da giorno 11 marzo, e questo è un elemento molto importante, che appunto ci tranquillizza tutti su un'eventuale ulteriore ipotesi di contagio. Ho augurato al paziente, al soggetto, una pronta guarigione, a nome di tutta la città, e testimoniando la vicinanza di tutti noi in questo momento particolarmente difficile. Questa notizia però ci deve fare non abbassare la guardia, anzi ci deve alzare, ci deve mettere tutte nelle condizioni di essere molto più restrittivi nell'applicazione della norma, evitando quanto più possibile contatti sociali tra di noi, e che è l'unico rimedio per combattere questo maledettissimo virus. E quindi rivolgo a voi, a tutti noi, rivolgo anche a me stesso un appello ad essere ancora più forti, ancora più uniti in questo momento difficile, ma sono certo che Canicattì, come ha sempre dimostrato, è una grande comunità, e anche in questo caso riusciremo a combattere questo virus, e saremo ancora più forti di prima.